Questo percorso della Resistenza che unisce 13 amministrazioni comunali è un percorso importante non solo dal punto di vista storico-culturale, ma è un percorso valoriale. Attraverso appunto questa staffetta uniamo i vari luoghi, simbolo della Resistenza. Quest'anno festeggiamo l'80°, ma ripeto, è un percorso che unisce queste amministrazioni anche sotto l'aspetto dei valori, dei principi che sono i fondamenti della nostra Costituzione, che è la solidarietà, la libertà e la pace. A dimostrazione che di fronte al sacrificio di tanta popolazione, il sacrificio di tante persone, non c'entra tanto il colore politico delle varie amministrazioni, perché tutte le varie amministrazioni da sempre hanno avuto nel loro DNA il rispetto di queste sofferenze, di questi principi, e diciamo che questa unione di questi comuni va ad inquadrarsi anche a quella che è la nostra idea, che oggigiorno le amministrazioni debbano collaborare su vari ambiti, e questa è una dimostrazione, ma l'abbiamo già dimostrato anche in altre situazioni, e il Comune di Vittorio Veneto è fortemente impegnato in una collaborazione, ripeto, di tutti i comuni su quello che è l'area vasta del nostro territorio. Nuovi amministratori, quelli più giovani, hanno questa sensibilità, ripeto, di unire i territori al di là dei confini comunali, e c'è proprio la necessità, sotto l'aspetto anche istituzionale, giuridico, ma anche, voglio dire, di normative, di superare quelli che sono, ripeto, i confini dei comuni, e di collaborare assolutamente per portare avanti quelli che sono gli obiettivi e gli interessi di un intero territorio. Innanzitutto la staffetta è un'azione fisica di una singola persona, di gruppi, di associazioni, quindi sono invitati tutti i cittadini. Troverete il programma dettagliato all'interno del sito del Comune di Vittorio Veneto, nei canali social, e si tratta di fare questi brevi o lunghi percorsi, arrivare in questi cippi, in questi musei. Abbiamo detto che sono musei vivi, e qui ci saranno fatte anche delle piccole spiegazioni sul valore, su cosa è successo in questi luoghi, e quindi diciamo è una partecipazione, ripeto, anche fisica, e è un agire quotidiano, un agire politico che diciamo ha comunque come fondamento la questione della pace.